venite più Non avanti. abbiamo microfoni, se ci avviciniamo un pochino occupiamo Dai, la fino a qua. intanto avviciniamo qui. Possiamo anche Poi che Mi sembra che abbiamo esagerato. bisogna saperlo. Roberto, prego. Inizi tu. Introduci. Forse ti conviene. Ah, mi sentite? Sì? No, non c'è. Mi sentite? Così. Va bene? Va bene? Ok, perfetto. Buonasera a tutte e a tutti. Anzitutto grazie dottor Soru per aver proposto questo incontro con il movimento Pastori, con il mondo delle campagne. Per noi è oggi una serata importante per poter affrontare insieme alcune delle tematiche, cercheremo insomma di affrontare insieme alcune delle tematiche che stanno particolarmente a cuore agli allevatori, ai pastori, alle aziende che tutti i giorni lavorano in campagna affrontando numerose difficoltà, perché tutto questo non è un mestiere semplice, ma come diremo fra poco non è semplicemente un mestiere. Vorrei partire da uno spunto di riflessione. Il sistema capitalistico ha messo in evidenza le sue contraddizioni, purtroppo guarda esclusivamente a quella che è la massimizzazione del profitto, un aumento della quantità, si guarda ad una crescente quantità del prodotto realizzata, con una riduzione dei costi per una massimizzazione del profitto. In tutto questo l'allevatore si riduce ad essere produttore di materia prima, produttore di latte, produttore di carne. E allora noi ci domandiamo, essendo l'allevatore a questo punto l'anello debole della catena, se esiste una via di uscita, e una via di uscita esiste, ed è rappresentata da un concetto molto importante, per quello prima ho detto allevatori o meglio pastori, ed è rappresentata dal concetto di pastoralismo, che prende anche dal titolo all'incontro di oggi, ovviamente non a caso. Pastoralismo che cosa rappresenta? Il pastoralismo rappresenta il riconoscimento di quello che è un ruolo dell'allevatore, dell'agricoltore, se vogliamo anche, insieme, a quella funzione che non lo relega a mero produttore di materia prima, ma produttore di qualcos'altro, beni di qualità, servizi di diverso tipo, quindi acquisisce un valore non solo sul piano economico ma anche sul piano sociale, culturale. Quindi la questione è la seguente. Il sistema capitalistico lo relega a mero produttore di materia prima, ma non è solo questo. Abbiamo bisogno che al pastore venga riconosciuto un ruolo differente, un ruolo molto più complesso, perché di fatto nelle campagne è colui, o anche colei al femminile, che custodisce quelle che sono le risorse naturali. E quindi andiamo anche a parlare dell'importanza nei confronti della gestione di beni comuni, come ad esempio il paesaggio, un bene preziosissimo che gli allevatori custodiscono e gestiscono per la collettività. In riferimento a tutto questo vorremmo dunque che il pastore fosse centrale nelle politiche
centrale nelle programmazioni e si iniziasse a discutere con questo mondo per trovare insieme delle soluzioni. Benissimo. Siamo qui per... mi pare che il primo incontro, il primo intervento è di Roberto Concia, appunto dell'associazione del Movimento dei Pastori Sardi. Io l'ho sentito intervenire un'altra volta con un discorso molto interessante che riprende appunto le parole che abbiamo appena sentito, e cioè pensare alle aziende del settore ovicaprino non solamente come delle aziende produttrici di materia prima, ma portatrici di una cultura millenaria, antichissima in Sardegna, che riguarda intanto moltissime famiglie. Abbiamo detto in altre occasioni che è l'industria sarda che genera maggiore occupazione. Peraltro genera occupazione nelle zone interne, quindi zone particolari più delicate anche di altre, genera occupazione, portatrice di cultura, di tradizioni, di saperi antichi, ma non ci accontentiamo di questo, vorremmo che fosse a pieno titolo anche un pezzo della società moderna, della Sardegna di oggi e soprattutto della Sardegna che immaginiamo nel futuro. Quindi fino adesso ci siamo dibattuti soprattutto sul prezzo del latte, i costi, e solamente attorno a questi temi è stata concentrata in qualche modo la rivendicazione e l'attenzione delle politiche verso questo mondo. Si sono fatti dei passi avanti, il concetto di multifunzione in agricoltura, che appunto premia non solamente la produzione, ma considera queste attività portatrici di lavoro anche nell'accoglienza, nel turismo e soprattutto nella tutela ambientale, nella tutela del paesaggio, la protezione verso la desertificazione, quindi l'assetto idrogeologico dei terreni e così via. La multifunzione in agricoltura, e in Sardegna abbiamo sperimentato anche prima di altri il concetto del benessere animale, e cioè del fatto che si può produrre con degli allevamenti intensivi e senza molta attenzione o pochissima attenzione alla modalità con cui l'allevamento viene condotto. Pensiamo all'allevamento in campo ovicolo o in campo dei suini, ad esempio, con allevamenti veramente intensivissimi e con scarsissima attenzione alla salute degli animali. Quindi la politica del benessere animale è stato un fatto innovativo, ma oggi state introducendo, si vuole introdurre, sono qui proprio per ascoltare, la possibilità anche in Sardegna, forse prima tra le regioni, di immaginare una legge sul pastoralismo, una legge che racchiuda insieme tutte le politiche che la Regione Sardegna potrà portare avanti per questo settore. Le politiche appunto legate agli interventi sul mercato affinché questo mercato possa finalmente riguardare un prezzo del latte che possa essere compatibile col livello dei costi e con la redditività richiesta per le aziende, per fare in modo che le aziende possano vivere bene e fare in modo che anche i giovani possano affacciarsi a questa attività per il futuro. Quindi tutto il lavoro che si può fare, ne parleremo, per
per garantire un prezzo del latte remunerativo, ma poi tutto il lavoro che può essere fatto invece per aiutare le aziende e riconoscere a queste aziende un valore che va al di là della produzione del latte, il valore appunto di tutela del territorio, di tutela dalla desertificazione, tutela del paesaggio, tutela e salvaguardia di saperi antichi e di tradizioni, ma saperi materiali antichi utilissimi anche oggi, salvaguardia della possibilità di vivere nelle zone interne, tutte opportunità di accogliere e di portare il turismo anche nelle zone interne, l'opportunità di produrre cibo di qualità non solo attraverso la grande trasformazione industriale, ma anche attraverso la trasformazione artigianale, tutela della biodiversità e anche della diversità appunto nelle produzioni agroalimentari. Insomma, tutto questo è di più che voi immaginate nel pastoralismo. Oggi siamo qui per ascoltare cosa può essere un intervento di questo genere, che cosa il mondo della pastorizia, dell'ovicaprino in Sardegna immagina e chiede alla politica. Quindi inizierei con la relazione di Roberto. Prego. Intanto buonasera a tutti, grazie Renato e agli altri per aver organizzato questo incontro. Io già ero intervenuto a Teatro Doglio, avevo parlato di quello che rappresenta in Sardegna oggi il settore ovicaprino e ne ho parlato in termini della presenza. Ho detto non c'è comune della Sardegna dove non ci sia un pastore, non c'è zona della Sardegna dove non ci sia un caseificio, un trasformatore. Sono le uniche fabbriche rimaste che producono, che non hanno mai messo in cassa integrazione dipendente. Spesso lo hanno fatto perché gli viene semplice scaricare tutto sull'anello debole della catena, che è il pastore, però di fatto è un settore che non ha mai visto il mondo della trasformazione, crisi, però non ha mai visto nemmeno un'attenzione particolare da parte di leggi, da parte della regione. Se penso a tutti i soldi che si sono spesi nelle zone industriali, partendo dal Sulci, Sottana, quella tensione che ho visto in quei complessi industriali non l'ho visto nel mondo della trasformazione lattiero-casearia. Questo non dovrei dirlo io, dovrebbero dirlo loro, però non lo fanno mai, diviene più semplice scaricare tutto su di noi. Però di fatto un'attenzione nelle politiche energetiche, nella anche di fiscalizzazione dei dipendenti, cose che non ci stiamo inventando, ci sono in altri settori, penso al piano Sulci, e non c'è nel settore lattiero-caseario che in tutte le zone della Sardegna, o sia cooperativa o sia industriali, sono presenti e producono reddito per tutta la Sardegna, e comunque pagano dei dipendenti, un prodotto che si vende, parte tutto comunque dal pastore. Non vorremmo fare la fine che hanno fatto altri settori dell'agricoltura, penso, ecco perché chiediamo una legge sul pastoralismo, penso agli anni '80 con lo zuccherificio. La chiusura dello zuccherificio ha determinato uno spopolamento delle campagne. Penso a quando hanno chiuso le cantine sociali, con tutto il settore che c'era sul vitivinicolo che è sparito. Sì, oggi ci sono delle cantine che sono proprietari di vigne, fanno un reddito, ben venga, è giusto che ci siano, ma un settore che c'era, che era quello della viticoltura, sparsa in tutta la Sardegna, non c'è più. Anche nel numero dei pastori, nell'arco di 30 anni, per frutto anche di politiche sbagliate e anche per il cambio generazionale, è diminuito tantissimo. Oggi a regime di benessere animale ci sono circa 12.000 aziende. E se non facciamo delle politiche attente, queste 12.000 aziende, probabilmente con questi costi di produzione altissimi, sono a rischio di sopravvivenza. Perché abbiamo assistito sempre in passato non c'è mai stata stabilità del prezzo del latte.
ci sono stati sempre andamenti di mercato fluttuanti che quando è crollato il prezzo del latte, è crollato sempre all'improvviso e le aziende arrancavano. Però c'erano dei costi di produzione diversi da quelli che ci sono oggi. Oggi se dovesse scendere anche lievemente il prezzo del latte con i costi di produzione che abbiamo, sono a rischio tutte le aziende, grandi e piccole. Sono sparite le piccole aziende. Io vengo da un comune che non è un comune, è un comune commerciale, è il nostro comune, lo conosciamo bene, però quando ero piccolo a casa mia c'era la raccolta del latte e c'era un centinaio di pastori, c'era anche quello che riusciva a mandare avanti la famiglia e che produceva 25-30 litri di latte al giorno, cosa che oggi è impensabile. Sono rimaste solo grandi aziende e sono a rischio anche quelle. C'è un problema di ricambio generazionale, ma non è che le aziende stanno chiudendo solo per un problema di ricambio generazionale, stanno chiudendo molte aziende perché non c'è più l'appetibilità a vivere in campagna. E questo crea anche un problema nello spopolamento dei piccoli comuni. Oggi i piccoli comuni, l'unica realtà produttiva che c'è credo sia la pastorizia e un po' di agricoltura. Stiamo vivendo 30 anni di politiche sbagliate, che hanno mirato anche le politiche europee, non è che partono così dall'Unione Europea, vengono applicate da tavoli di partenariato, da conferenze Stato-Regioni, che poi portano sempre a spendere la massa dei contributi agricoli che arrivano concentrati su un allevamento e su un'agricoltura intensiva. Noi abbiamo 5-6 regioni in Italia che si prendono l'80% della PAC. Abbiamo dei settori, tu hai citato prima la suinicoltura intensiva, credo che sia quella che prenda più di tutti a livello di risorse europee e non la vedo manco più un settore agricolo, lo vedo quasi una produzione industriale. In Sardegna abbiamo 2 pecore per abitante. Probabilmente a Modena hanno 5 maiali per abitante, in un territorio molto più piccolo. A noi ci fanno rispettare, per esempio, nel regime del benessere animale, che è stata una tua intuizione, oggi lo hanno trasformato, facciamo dei corsi, che è giusto farli, però dovrebbero dirci cose diverse. Parlare di benessere animale dicendoci che una pecora deve per forza rientrare in stalla. Ci sono zone in Sardegna dove la pecora in stalla potrebbe non starci mai e stare al pascolo, e andrebbe premiato, anzi favorito il pascolo. E così non avviene. Anzi, proprio grazie ai tavoli di partenariato e alle conferenze Stato-Regione è stato escluso dal pagamento dei pascoli il settore ovicaprino, non solo in Sardegna, in tutta Italia, mentre pagano maiali e mucche nell'ecoschema 1 a livello 2, la pecora è stata esclusa. Un danno enorme per la Sardegna, con il silenzio assordante di tutto il mondo sindacale, che non hanno detto nulla. Ne stiamo parlando oggi perché ci siamo resi conto che ci hanno escluso. Ma questa esclusione si sapeva già dall'anno scorso. Attaccavano la politica, giustamente, ma il mondo sindacale è quello che siede a quei tavoli, è quello che fa i tavoli di partenariato ed è quello che fa le conferenze Stato-Regioni ed è anche quello che indirizza i fondi, soprattutto i sindacati più grandi. E questo non è mai stato detto. E anche quando sentiamo parlare di filiere, noi che siamo in una regione virtuosa, che produce ancora col pascolamento, siamo forse una delle poche zone in Italia e in Europa che produce col pascolamento e che mantiene anche un sistema agroindustriale però. Perché non è il pastore, la figura romantica del pastore che va in pensione, si alleva 30 capre sulle Alpi e crea un po' di reddito ed è una cosa fatta come seconda attività. Qua col pascolamento si mandano avanti delle famiglie, si crescono dei figli, si mandano all'università. E però se oggi non c'è un po' di attenzione, non si fa una legge
che protegga questa figura, non è che sparirà la produzione di latte, sparirà il pastore. E quello a cui stiamo assistendo è una politica sindacale che ci spinge a produrre sempre di più, con numeri sempre più grandi, ci dicono per ottimizzare i costi aumenta il numero delle pecore. A un certo punto assisteremo magari alla presenza di 2-3 mila pastori che avranno anziché 3 milioni di pecore, ne avranno anche 4 milioni. Ma la figura del pastore non c'è più. E sparendo la figura del pastore sparisce anche il presidio del territorio. Quando noi parliamo di pastore custode dell'ambiente, o anche contadino custode dell'ambiente, sono cose che in altre regioni la figura del contadino custode è sancita da 15 anni nell'Unione Europea. E in certe regioni dove c'è stata un'attenzione sindacale diversa, c'è già, perché dall'Unione Europea partono certi principi, poi nell'applicazione prima li chiamavano PSR, adesso sono nazionali, però in certe regioni la figura del contadino custode, per esempio nel Parco degli Abruzzi, c'è già, qui non c'è. Gli incendi che ci sono stati, ci sono una serie di leggi sbagliate, per esempio dove c'è un incendio non puoi pascolare per 10 anni, perché c'era si presumeva che fosse il pastore che facesse l'incendio, invece è il contrario, se tu quella boscolino lo fai pascolare, non permetti agli abitanti di fare legnatico, di tenerlo pulito, tutto quel sottobosco è benzina per il fuoco. Mantenere il territorio pulito con la presenza dell'uomo e dell'animale è una cosa giusta. Il pascolamento sta restando in Sardegna solamente, io ho molti amici in Toscana che non fanno più pascolamento per una politica sbagliata verso il lupo. Io non è che voglio andare ad ammazzare i lupi, sia chiaro, però le aziende vanno anche difese. Lì praticamente il sindaco di Ascoli, per esempio, ha vietato che le pecore arrivassero in determinate zone perché c'era la presenza del lupo. Dovrebbe essere il contrario, dovrebbe essere allontanato il lupo dove c'è la presenza delle pecore. E questo avviene in Italia. Ma la mia paura è che anche in Sardegna, io ho volto il terrore dei sindaci. C'è qualche sindaco qua? No. La mia paura è che anche in Sardegna, con questa presenza, perché tutto poi va ricondotto, no? Qui nel 2004 era stato fatto un piano paesaggistico, era stato fatto un piano dove costruire, dove non costruire, ma c'è una presenza di seconde case che un domani metteranno a rischio anche la sopravvivenza delle nostre aziende, perché il rischio è che ti arriverà anche un sindaco che, perché disturbi, ma perché stiamo arrivando al punto che in certe zone della campagna ci sono più seconde case che aziende. Alla fine ci diranno di chiudere le aziende perché disturbiamo noi quelle seconde case. Se non si interviene, bisogna prevederle anche queste cose, se non si interviene facendo una legge seria sul pastoralismo, che non deve essere una legge che complica, ma una legge che semplifica, perché oggi fare il pastore impieghi quasi più tempo a svolgere pratiche burocratiche che nel lavoro in azienda. E di questa burocrazia è il pane dei sindacati. Se non si fanno delle semplificazioni di questa burocrazia moriremo tutti, pastori e sardi, perché non ce la facciamo più. E non è una burocrazia, tutti ci dicono è l'Europa, è l'Europa, è l'Europa. Non è l'Europa. È l'Italia, è la Sardegna che applica in maniera a volte anche distorta quello che proviene dall'Europa, perché quando partono con principi di politica green, quando dicono dalle parti dall'Europa che il pascolamento deve essere premiato, che l'agricoltura green deve essere premiata, e poi ti vedi quello che succede in Italia, non è l'Europa, è l'applicazione in Italia, è la distorsione dei sindacati. Quando parlano di filiere, la filiera è sacrosanta, ci dovrebbe essere, in Sardegna ci dovrebbe essere una filiera tra pastori e agricoltori. Invece quella parola filiera di cui sento parlare con i sindacati è una cosa, poi un'applicazione mostruosa, ma difendiamo il Made in Italy o la qualità della carne italiana andando a fare contratti col McDonald's.
È quella la filiera? Io penso di no, penso che debba essere un'altra cosa, penso che debba partire dal basso, le cose piccole poi diventano grandi, però bisogna favorirle e farle partire, perché altrimenti la finiamo tutto in mano alle multinazionali. Anche l'agricoltura finirà in mano alle multinazionali se non ci muoviamo. Non solo per qualche pala eolica o impianti fotovoltaici, finirà alle multinazionali. Non è strano quello che vi sto dicendo. A quanti di voi sono venuti a chiedervi i terreni non per fare fotovoltaico, per fare olivetti intensivi o mandorletti intensivi, anche offrendo molti soldi d'affitto a ettaro o per comprarli? Ma questa alla fine in Spagna l'hanno fatto, adesso li stanno togliendo e li dobbiamo mettere qui. O quando arrivano c'è questa cultura, valorizziamo quello che c'è. In Sardegna il settore lattiero-caseario, il l'ovicaprino, ha dimostrato da generazioni che è un settore che può andare avanti, che ha un indotto, esportiamo pecorino romano e altri formaggi in tutto il mondo, prodotto dal pascolamento, però poi non vedo, perché vedo per esempio l'immagine del pascolamento, non me ne abbia se c'è qualcuno di Arborea, con l'isola felice delle mucche, però non vedo il nostro prodotto, cavolo, ma lo vogliamo valorizzare. Abbiamo fatto un regime di benessere animali, non c'è una forma di formaggio dove c'è scritto è prodotta al regime di benessere animali, e però c'è l'isola felice delle mucche, o l'immagine che rappresenta la Sardegna, una pubblicità bellissima, a me piace tantissimo, quella della birra Echinusa, fatta da una multinazionale. Quanto spende la regione col consorzio di tutela del pecorino romano ogni anno? E non vedo quei soldi spesi nel pubblicizzare, perché quello è il compito del consorzio di tutela del pecorino romano, nel pubblicizzare quello che avviene in Sardegna. Abbiamo un'altra organizzazione che si chiama Oilos, che è un tavolo, l'unico tavolo dove si siedono produttori e trasformatori del settore cooperativo e industriale. È l'unico tavolo dove si siedono, però non ha nessun potere. Gliene vogliamo dare gambe a questo tavolo e potere, di poter indirizzare davvero. Guarda che il pecorino romano non ne devi fare più di tot, magari devi indirizzare altro, ha il potere per statuto anche di cercare di calmierare i costi di produzione, acquisti collettivi. E tutto questo non lo fa, non perché non lo vogliono fare, ma perché l'hanno creato, poi non gli hanno dato gambe. Perché succede sempre che tu fai una cosa, poi chi arriva dopo la distrugge. Ed è un organismo che è fermo 10 anni. Perché da quando l'hanno creato a oggi non ha avuto manco un euro di contributo, perché dicano credo 500.000 euro. Io mi auguro che glieli diano, perché anche per un progetto della resa casearia del latte, che può essere anche interessante, però al momento non ha preso un soldo neanche quell'organizzazione lì. E comunque il compito che aveva quando è nata era quello di indirizzare i flussi di latte. Ed è quello anche dove, sedendosi i rappresentanti di tutti i comparti, si può tirare fuori qualcosa di buono, se gli si dà il potere e strumenti. Posso fare una domanda? Sì. Intanto grazie perché è davvero interessantissimo. Hai detto che gli accordi, ad esempio, tra i produttori di carne e le multinazionali come McDonald's non possono essere considerati prodotti di filiera. Non può essere considerata un'attività di filiera. In realtà l'attività di filiera dovrebbe proprio essere quella, no? Mettere insieme la produzione, programmare la quantità e la qualità della produzione e poi fare accordi con o i trasformatori industriali o comunque i grandi acquirenti. Sì, ma E perché questo non va bene? Non ho detto che non va bene, ho detto che non può essere la tensione allora, entriamo in un discorso. Nel Casertano stanno ammazzando le bufale per brucellosi. C'è un monopolio,
C'è solo un macellatore. Macella quelle bufale, fanno finire in hamburger per il McDonald's. Nessuno lo sa che è carne di bufala macellata per brucellosi. Quindi è una filiera che nasconde altre cose. Non credo che il McDonald's rappresenti un esempio di qualità e di buona produzione. Io ho 2 figli che ci vorrebbero andare al McDonald's. Roberto, se posso permettermi, virtuoso. Virtuoso, sì. Io ho 2 figli che vedono il McDonald's in pubblicità, la pubblicità è quella, mi chiedono, continuo di parlare del McDonald's, non li ho mai portati. Andranno da soli, prima o poi. Per esempio. E quando parlo, secondo me la filiera deve partire dal basso, non c'è in Sardegna una filiera tra l'agricoltore e il pastore. Ok? Tu fai la filiera, l'agricoltore fa la filiera, se vuole quel premio per la filiera deve dare il grano a un industriale. Perché deve essere in una questo caso stiamo parlando di filiere orizzontali, forse sì, più che verticali. sì, Questo esatto. è interessante. Cioè. Perché chi fa orzo per me che serve per le pecore o grano turco che mi serve per le pecore non deve avere diritto a prendere quel contributo di filiera che invece prendi, non sto dicendo che glielo devi togliere a chi dà il grano al celino, ma dallo anche a chi il grano lo dà a me, a Rino Puzzolo, a Priamo Cotto. Ho capito. Questo. Va bene, molto chiaro. Allora, continuiamo ad ascoltare. Chi è che alza la mano? Gino. Buonasera a tutti. Andrea Cino, vengo da Teulada. No, molto interessante il discorso di Roberto, perché forse è quello il discorso giusto. Perché il giorno d'oggi vivere in campagna, io ci vivo come tanti altri, è difficile, è veramente difficile. E ci vuole veramente coraggio, ancora di più, indirizzare i nostri giovani, i nostri figli a fare quello che sto dicendo io. Tant'è vero, una volta, non ricordo neanche dove eravamo con Roberto, dissi: ogni volta che vado in azienda vedo mio figlio presentarsi, mi viene voglia di prendere un bastone e picchiarlo. Ma perché li voglio bene, non perché perché in giorno d'oggi, in queste condizioni, è veramente difficile vivere in campagna. Quando noi parliamo, non voglio ripetere le parole di Roberto perché forse ha detto il giusto, parliamo della figura del pastore, del pastoralismo o dell'agricoltore presente sull'ambiente, sulla campagna. Chi è più custode e guardiano di quell'ambiente? Dio me ne voglia, però quando vedo quei terreni a riposo che vanno a dare i soldi per non coltivare, mi dà fastidio. Cioè, certo che mi allontani dalla campagna, perché incentivi comunque a chi non lavora e a chi non produce. Invece no, tu incentiva quella figura, perché se quella figura non viene, andiamo a scomparire. Io vengo da un paese piccolo che sta andando a finire lo spopolamento, Teulada. E così sono tanti altri dei paesi della Sardegna. Se questa figura non viene riconosciuta come remunerazione, cioè a me mi sembra che la figura dell'allevatore oppure dell'agricoltore sta andando a finire come le grandi industrie che sono nate in Sardegna negli anni 60. Ditemi più dal nord o al sud, che io a 2 passi ho Portovesme, quante ciminiere stanno fumando ancora? Ditemelo, quanti soldi sono stati dati? E mi allaccio al discorso di Roberto. Dite quanti nel nostro settore vanno a usufruire di cassa integrazione o di mobilità o cosa. Qui si chiude con la disperazione. E qui questo ci sta succedendo.
Qui o viene incentivata la figura del pastore, ci stanno scomparendo tutti gli aiuti, e non è per avere magari quella mania di piagnucolare, perché stanno sempre i pastori e gli agricoltori sempre chiedendo soldi. Non funziona così, perché senza quegli aiuti non andiamo da nessuna parte. È inutile che dicono il prezzo del latte adesso ha schizzato. Cosa ha schizzato? Ci ha triplicato 3 volte gli acquisti del mangime, gasolio, energia, oppure ci mettiamo tutti a fare i fotovoltaici. Ditelo, signori cari, ditelo, perché se no o vogliamo vivere di un ambiente giusto e su un lavoro tradizionale, perché quello non lo voglio abbandonare, o se no basta, ci ritiriamo. Quella figura stiamo facendo, quella fine stiamo facendo. Perché in questo momento io sinceramente la mia azienda è in serie difficoltà, perché non arrivano gli aiuti promessi. Le ribbe degli acquisti del bestiame, annate disastrose ormai come questa che stiamo attraversando, ma ormai una dopo l'altra. Cioè, bisogna starci in mezzo. Qui o ci mettiamo in testa veramente di una politica che comunque guardi e sia attenta a tutte queste cose, se no rientra quella battuta del mio paesano che l'avevo raccontato a Teulada, mi sembra, dell'asino, perché era in difficoltà, si ricordano? Ricordiamola, così Era un mio paesano che si lamentava che non aveva soldi più per alimentare l'asino. Qualcuno l'aveva consigliato, ma no, non è così difficile. Diminuisci, ha detto la razione, e vedrai che risolvi tutto. Questo poveretto cosa fa? Diminui, è arrivato a darle una fava al giorno, ma poi quell'animale poveretto è morto. Quella fine stiamo facendo noi. Ha detto, adesso che stavo abituando è morto. Comunque è così, io lascio spazio, però sinceramente o si va veramente su una politica di incentivare la figura dell'agricoltore o del pastore, o se no non andiamo da nessuna parte. Signori. Mi aggancio un po' sia al tema importantissimo che ha fatto emergere Roberto, sull'organizzazione delle filiere, non solo in verticale ma anche in orizzontale, perché mi sono permessa di chiosare mentre parlava Roberto a proposito di filiera, che deve essere, non è che si sia contro le filiere, ma occorre organizzare le filiere di produzione, sia che si tratti di verticale che in orizzontale, in maniera più equa, perché di fatto chi produce materia prima permane l'anello più debole della catena. Sicuramente Roberto non voleva offendere nessuna grande azienda, anche se ciascuno di noi sa da che parte stare. Sicuramente siamo più dalla parte di chi rispetta tutti gli anelli della catena, e quindi se vogliamo arriviamo anche ad affermare che occorre magari incentivare di più anche la trasformazione all'interno delle piccole realtà, perché no, sostenere le produzioni artigianali, perché no, perché abbiamo bisogno che le aziende permangano diffuse sul territorio, sia quelle di produzione primaria sia quelle di trasformazione, per arrivare poi a proporre sul mercato produzioni differenti sul piano qualitativo, perché di qualità non ce n'è solo una, ma magari ne parliamo dopo. Invece nel caso di Andrea ho colto un tema molto importante, che è quello anche dell'assistenza alle aziende agricole. E questo è un grande tema. Abbiamo a livello regionale 3 importantissime agenzie, no? L'Agris, l'Agenzia Laore e Argea. Ne abbiamo troppa. No, per me magari troppa, non saprei. Diciamo che dal mondo delle campagne, dalle vostre aziende emerge sicuramente l'esigenza di un'assistenza più adeguata, o no? Diciamo che non arriva.
Allora, Diciamo abbiamo che ci sono bisogno enti- di maggiore assistenza. di un'assistenza, sì, più adesso, Ci c'è sono chi enti dice che non manca un po' arriva. il collante fra l'agricoltura e la ricerca. Cioè, perché per esempio Agris fa dei lavori stupendi, però nessuno sa Chiedi se vuole niente. intervenire. Sì, No, sto seduto. sto seduto. Fa dei bellissimi lavori, però nessuno non sa neanche che li fa. E quindi manca un po' il collante fra la realtà. Però è un tema importante quello che Sì. sta dicendo. Lo venga Intervieni. Tanto siamo tra di noi. Dicevo, Il nome è quello. Alberto Di Felice. Dicevo che quello che manca effettivamente non è, cioè vengono stanziati dei danari, anzi direi la maggior parte dei danari, per sostenere questi grossi enti di ricerca e di assistenza all'agricoltura, solo che ormai l'altro grande problema che è la ORE è tutti i tecnici sono stati relegati a fare pratiche per il benessere animale e in campagna non ci fa più nessuno, solo che la campagna è il motore, ma se nessuno va in campagna il motore si spegne. Agris invece fa dei bellissimi lavori, penso al centro di Bonassai, penso al centro di Ussana, penso a Macomer, penso a tantissime realtà che fanno effettivamente ricerca, fanno quello che dovrebbe fare un ente di ricerca. Il problema è che poi dopo manca il collante per noi, cioè non arriva niente qui di quello che fanno loro, a meno che non si va a cercare. Però è sempre difficile trovare una coesione da questo punto di vista. Quando si dice c'è troppa assistenza, io non la percepisco minimamente questa troppa assistenza. Ci sono troppi soldi che vengono. Scusa, io non mi riferivo alla troppa assistenza, mi riferivo a qua ti senti come dire, ma insomma, qua ce ne sono tanti, c'è un mondo Ecco, sì. burocratico che sta Esatto. vivendo questo settore, Diciamo che è sterile, qua cioè nel senso che io. viene finanziato, vengono stanziati dei denari, ma è sterile. Secondo me è sterile, cioè nel senso è come se si autodigerisse questa roba, cioè non arriva niente a noi. E questo è il grosso problema, cioè Posso intervenire questo? anche adesso. No. Cioè, il discorso è questo, secondo me, come dicevano tutti, io confermo, è difficilissimo lavorare in campagna e vivere in campagna, però è anche vero che molto spesso si fa focus su cose che forse ne esistono tante altre in cui non si ha, non si ha la cultura giusta e l'attenzione giusta per il sostegno delle nostre aziende. Cioè non abbiamo, anche da parte delle associazioni di categoria, non c'è nessuno, le associazioni di categoria sanno tutto di noi, tutto, perché ovviamente portiamo le fascicoli aziendali, portiamo tutte le informazioni. Di disbrigo pratiche. Basta, non fanno nient'altro. Cioè, nel senso, se io quando presento il fascicolo aziendale, faccio un esempio, per il fascicolo aziendale vedono che ho 30 ettari di terra e 2000 pecore, l'associazione di categoria al massimo non mi può fare la domanda del benessere perché scuolo gli UBA, ma non è che mi dice guarda che è antieconomico. Cioè diventa, cioè, non c'è un'assistenza da questo punto di vista. Cioè oggi gli imprenditori agricoli sono imprenditori e il mercato la fa a padrone, cioè il mercato è l'unica cosa che giostra il prezzo del latte, che molto spesso viene calmierato da dagli aiuti pubblici, ma come in questo caso negli ultimi 2 anni, però effettivamente non c'è un sostegno effettivo da parte del mercato. Oggi tira il vento come unico sostentamento per il pecorino romano. Nel momento in cui l'unico sostentamento del pecorino romano va in crisi, allora va in crisi il prezzo del latte. Cioè dal 1930 che funziona così, cioè, non è che è da ieri, e quindi di conseguenza diventa difficile, se non si ha in pugno la situazione della propria azienda completamente, diventa difficile poi andare avanti, è normale. E se non c'è un ente di assistenza vero per le aziende, è normale che le aziende siano allo sbando. Deve essere un collegamento. Esatto. Grazie. Bene, grazie mille. C'è qualcun altro che vuole intervenire, immagino. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, quando ho sentito, perché mi era sfuggito sull'assistenza, i 3 euro.
esistono, allora, questi enti, c'era fatta la riforma, no, da ERSAT, Ispettorato Agrario, questi tre enti, Agris, Laore e Algea. C'è stato un esubero, loro si lamentano che sono pochi e ne hanno assunto anche altri. Stiamo vivendo lo stesso ritardi, quest'anno siamo arrivati quest'anno di più di prima, però è l'uso che si fa anche di questi enti, perché anche l'ASL, no, noi avevamo il servizio dell'ABDN, ce lo faceva l'ASL, avevamo il veterinario che veniva in azienda, era un nostro amico, ci risolveva dei problemi. Oggi hanno trasformato la sanità animale in un ente che sembrano i carabinieri NAS. È spaventoso anche l'uso che fanno, perché non è che sono uomini come noi, no? Sono persone. Però se la legge ti dice che devi fare quello viene, ti controlla, ti sanziona. Ma è normale che se io cado in checklist debbano venire 2 veterinari a contarmi le pecore. Dovrebbe essere un'altra la funzione del veterinario. Contare le pecore può farlo tranquillamente un diplomato, no? Deve leggere dei numeri con il codice a barre e controllare che corrispondano l'identificazione nell'orecchio. Poi cerchi un veterinario, perché ti serve il veterinario aziendale, non lo trovi. Li hanno rastrellati tutti tra ASL e Laore per fare funzioni di controllo. Io credo che la funzione del veterinario sia un'altra, sia quella veramente della sanità animale, e manca, ci servono. Non sono contro i veterinari, anzi, non sono neanche contro Agris, fa sperimentazione, ma a noi non ci arriva. Non ci arriva. E allora cosa serve? Cioè Se a noi non ci arriva, a cosa serve? Noi qua a Baulada lavoriamo ormai dal 2017 con Agris. Abbiamo fatto delle cose stupende, bellissime. Non è arrivato a nessuno, Abbiamo fatto cose storiche, senza scherzi. Cioè non è arrivato a nessuno. Abbiamo provato in tutti i modi a provare niente, assolutamente. Non arriva a nessuno. Però si è creato un mostro burocratico. Quanti dipendenti sono adesso? Siamo 12.000 pastori, gli agricoltori, dicono che sono pochi, mi sa che quanto seguono? 10 aziende? Andiamo Sono avanti. più di 3.000. Bene, sono 3.000 per 12.000 aziende, però sono 3.000 anche per gli agricoltori, Per gli eccetera, agricoltori, eccetera. sì, però... Tutto quanto. E anche per tutte le pratiche. Esatto. Può intervenire? Sì. Prego. Buonasera, sono Chico Curreli. Ho colto l'invito di Renato perché insomma, mi sembrano che questi incontri siano di assoluta importanza per prepararsi a un qualcosa che dobbiamo definire cambiamento rispetto a una situazione come quella che abbiamo oggi, che fa acqua da tutte le parti. Io mi occupo di consulenza in agricoltura, sono un libero professionista e da vari anni seguo anche il programma di sviluppo rurale come componente del comitato di sorveglianza. Quindi diciamo che è un modo anche di interessarmi un po' degli aspetti politici della vicenda. Ma qui stiamo toccando argomenti che meriterebbero mesi di discussione, perché sono talmente tanti articolati e di difficile soluzione spesso, che bisognerebbe appunto dedicare tempo, attenzione e serietà. Argomenti che spesso vengono trattati con scarsa serietà, purtroppo, devo dire. Allora, quando il dottor Soru diventerà a breve governatore, gli chiederei 2 punti, farei una serie di argomenti. Allora, partiamo, il concetto di oggi, l'argomento di oggi è il pastoralismo. Mi è capitato di vedere un po' di leggi, no, di altre regioni che hanno legiferato appunto su questo tema. L'ultima è stata la regione Lombardia, che ha fatto la sua legge del pastoralismo. Però mi ha stupito una cosa, cioè sono andato ad approfondire e ho visto che le leggi sono state proposte non dagli assessorati all'agricoltura, quasi sempre, ma dall'assessorato al turismo. Legge sul pastoralismo, quindi mondo agricolo, turismo.
Quindi, adesso io non so se questo possa essere interpretato in maniera positiva o negativa. Di fatto, il pastoralismo, per quello che è il modo di vivere e di produrre e di organizzarsi nelle campagne, è un tema più agricolo che turistico. Il turismo è, come dire, l'effetto indotto, no? E comunque il pastoralismo vuol dire quello che è stato spiegato bene fino a quello che abbiamo sentito fino adesso, è tutto chiaro. Però vorrei far notare che dalle nostre zone interne, i nostri allevatori, storicamente, la tendenza era a spostarsi verso le zone di pianura, no? Per sopravvivere, per creare economia, per creare delle aziende stanziali e organizzate. Quello che abbiamo lasciato, io sono di Arizzo, quindi insomma non è che... Quello che è stato lasciato dai nostri che si sono avventurati nelle aree più fertili, con la transumanza appunto, ha portato anche pian pianino ad abbandonare insomma, le aree di montagna che sono rimaste come zone della memoria sostanzialmente. Però le attività produttive, questi nostri compaesani, dove le hanno esercitate, dove hanno progredito, dove hanno fatto impresa? Nelle aree di pianura del Campidano, piuttosto che della piana di Arborea o della Nurra nella zona di Sassari e così via. È lì che sono nate e sono diventate importanti queste aziende pastorali, continuiamo a chiamarle così, pastorali, ma sono aziende zootecniche improntate su un meccanismo di impresa vera e propria, quindi dove c'è i fattori della produzione, ci sono tutti, perché sono il capitale fondiario, c'è la forza lavoro, c'è la meccanizzazione, ci sono le scorte vive, ci sono le scorte morte, tutte queste cose coesistono in un insieme organizzato di impresa e ha fatto sì che appunto gli allevamenti diventassero moderni, efficienti, al passo coi tempi e così via. Quindi il pastoralismo rimane che cosa? Rimane questa idea che abbiamo di vivere, di far rivivere le nostre tradizioni, la transumanza, l'attività di pascolo, eccetera, eccetera, dandogli però un'inflessione anche proiettata al turismo, cioè per far sì che appunto le zone interne non muoiano definitivamente e quindi creare degli scorci, degli spazi di economia anche all'interno di queste aree. Quindi va tutto bene, semplicemente però bisogna fare un passo indietro e quindi pensare alla programmazione europea a questo punto. Perché col piano di sviluppo rurale, quello del passato, la scorsa programmazione, ma anche quello del futuro, che detta determinate condizioni, io, stando all'interno del comitato di sorveglianza, ho sempre assistito a una certa discussione. Il comitato di sorveglianza è un organismo di controllo. Io rappresento il sindacato CISL della regione Sardegna, ma poco conta perché poi c'è quello che... No, siamo lì per cercare di... Noi ascoltiamo e quando proponiamo l'autorità di gestione, Sebastiano Piredda quando c'era Pigliaru, l'autorità di gestione cosa fa? Non fa altro che... raccogliere i consigli e poi decidere assieme all'apparato assessoriale e ovviamente ai colleghi della Commissione europea, cioè se quelle osservazioni possono andare o non possono andare. Cioè comunque è una decisione, molto spesso sono decisioni regionali, come dicevi appunto tu. Perfetto. Allora, quindi cosa significa? Significa che molto spesso nelle varie le risorse del PSR possono essere dalla regione, che dice canalizzati, e si fanno le scelte politiche in quel frangente. E guarda caso queste scelte però spesso sembrano scollegate dalla realtà, cioè da quelle che sono le effettive esigenze delle aziende, in questo caso parliamo di aziende zootecniche, di aziende ovicaprine, ma vale lo stesso per i bovini, vale comunque per chi fa la frutticoltura e così via. Cioè il problema è che queste aziende devono avere la possibilità, prima di tutto, di organizzarsi nel migliore dei modi. Se torniamo al discorso delle aziende che fanno allevamento ovino, quante sono le aziende che oggi possono definirsi in perfetta regola? Qualche pecca c'è sempre, la troviamo sempre. Le risorse europee servono per evitare che continuino ad esserci queste pecche. Facciamo un esempio, le concimaie. Non ci sono quasi mai. Io vado nelle campagne, concimaie non le trovo, eppure è una cosa fondamentale. Perché devono esserci? Poi parliamo del Se lo fai alla pascolo, la concimaia non ti serve. No, parliamo, ma non sono solo pasto, poi lo vediamo. I pozzi, quasi sempre abusivi. L'acqua, quindi la si prende così.
sistemi insomma, di gestione aziendale spesso abbastanza confusi. Fabbricati, cemento amianto, cioè c'è un sistema, voglio dire, ma non sempre, però a volte ci scontriamo di fronte a queste. Allora, perché la programmazione europea non deve spendere prima di tutto per aggiustare questo meccanismo e permettere alle aziende di ottimizzare i sistemi operativi interni, il sistema di gestione ed essere quindi maggiormente competitivi? E questo è un aspetto. Poi l'altro aspetto sono le misure legate, cioè gli interventi, le misure a premio, no? Cioè quindi il benessere animale, il biologico, la difesa del suolo, il premio unico, l'indennità compensativa, eccetera, che sono tutte risorse che vengono appunto destinate a premiare l'attività lavorativa dell'allevatore o dell'agricoltore, dipende dai casi. Allora, queste due fasce, quindi investimenti per le strutture e l'organizzazione aziendale e lo sviluppo delle aziende, e quelli legati invece al premio, alla premialità, ecco, a volte non coincidono, perché si fanno scelte dove si va a spendere troppo in un versante e poco nell'altro. Ma l'equilibrio giusto, quello che il buon politico deve poter fare, è trovare il modo di far coesistere e far andare avanti all'unisono queste due possibilità. Cioè tu non mi puoi destinare tutto ai premi, come qualcuno diceva, pur non coltivando, per dire, ma non sempre così, e penalizzare invece quello che sono le risorse per migliorare l'assetto organizzativo delle aziende, che è fondamentale nella nostra realtà. Ora, però mi rendo conto, Renato, che qui c'è da dire. Possiamo chiudere. Allora, dopodiché, una volta che parliamo di risorse europee, che sono veramente tanti soldi, ci domandiamo, ma chi le gestisce queste risorse europee? A suo tempo il dottor Soru fece un'operazione interessante, cioè prese gli ispettorati agrari che avevano una funzione di gestione e spendita del denaro pubblico, l'Erstat che ne seguiva un'altra parte, ma quando si vedevano si prendevano a bastonate l'un con l'altro su programmi assolutamente incongruenti e che mai si incrociavano, e decise di fare un ente unico. Questo ente unico ha il compito di gestire i fondi che derivano dalla programmazione europea, che sono tantissimi. Allora, poi c'è anche la Ore, poi è vero c'è anche Agris, però le risorse finanziarie sono tutte in capo ad Argea e neanche all'assessorato agricoltura, perché l'assessorato agricoltura ha nominato Argea come braccio operativo. Quindi è Argea che definisce tutto, che controlla tutto e che detta i tempi e che detta le condizioni. È solo Argea. Ecco perché quindi chiedo a un certo punto chiunque concentrarsi in maniera molto attenta sulla funzionalità di questo istituto, di questa agenzia, perché è di importanza fondamentale per chi fa agricoltura in Sardegna. E tra l'altro, tanto più che da un paio d'anni a questa parte è divenuto anche organismo pagatore, non paga più Agea, ma paga sempre Argea. Ecco, quindi lì bisognerebbe proprio mettere un occhio di riguardo, perché occorre una rivisitazione complessiva, generale di questo organismo. E poi, vabbè. Ci saranno altre occasioni. Grazie. Buonasera a tutti quanti, mi abbiamo conto e penso da online. Sono in sardo e spero che tutti quanti mi comprendete. Ecco, penso che cada tipo di comparto produttivo tenga sempre due aspetti, una di contingenza e una di prospettiva. La questione agroallevamento da cui noi esseri, questa è una contingenza e ovviamente queste gestioni sedente e non sono mica funzionali e non sono fruibili poi in questo caso a sosovile o a produzioni agricole. Ecco, penso però tutto zero gestionando e parliamo morendo in nocche. Non è stato l'agricoltura è meda viva e tiene meda strumenti può essere egale più viva pure e meda più produttiva. La gestione dei fondi, una volontà di politica vuole. Una volontà di politica meda oltre. Non ci siamo ormai. La gestione è giusta. Il pastoralismo
poi tornano a servire. Noi sta bene per una questione del turismo è secondaria oppure pure primaria, aumenta l'economia. Non si chiede da mezzo e pari produzione alimentare e turismo. O non è produzione alimentare, a parere mio non è turismo. Non può fare turismo in Sardegna, va a tendere alimento da Milano. Non deve esistere. Ma la questione del pastorerismo è stabissi. Noi riusciamo a creare ricambio generazionale. Se non è a bere un altro mercato, tanto la fabbrica si chiama e si chiama pure la produzione alimentare. E mentre sta in dose la Sardegna, nonostante tenga la produzione alimentare, ma non sta in grado, con tutta questa produzione alimentare, i pare visite, a soddisfare il fabbisogno alimentare sardo. L'occasione del Covid si abbiano bloccato la nave, noi su Giro delle Ghediese, noi abbiamo sentito mangiare, meno male non l'ha nato, non è uscito sul programma. E c'è questa volontà di politica, per riuscire a produrre di più e per riuscire a stimolare la gioventù a tornare in campagna. A ego, un mente izzu, simmi mio babbo e mamma stanno male, cioè a livello economico, o studente o disoccupato, mi cando a creare una mezzoria. Ma se invece se la famiglia sta bene, cioè mamma tenere 10 euro, i vale ne doghi, una questione di una fiscalità di vantaggio o enza fiscalità, cioè partimmo sempre per creare un'economia da ite e può aumentare la produzione dal fisco. Noi teniamo un aggravio fiscale meda alto, poi a condizione che siamo di Sardegna, cioè siamo un'isola. O se non ben manco la volontà di politica di applicare l'insularità, che è in Costituzione ma è prima in cui. Ah, poi la musica accettata, la musica scritta, ma è prima in cui. Non è sta applicata. Non è se si funziona, se è una legge valida poi tutto, ma un gap noi lo teniamo. E tanto, la fiscalità deve intervenire e usare la volontà di politica. Il successo è riuscire a fare sul budget giornaliero del supermercato allora vale di più, non di manco. E siamo gestionati su 20 poi, o si crea un circolo virtuoso di economia, e tanto che compro di più e tengo un'economia superiore a un paio di fisco va da essere, però un po' anni di più tengo un ulteriore gettito fiscale e da cui creo economia e aumento la produzione. Aumentare la produzione veste poi la questione della disoccupazione. Ho usato un esempio della produzione sarda del suino. La suinicoltura in Sardegna copre su battogli di poentu del suo fabbisogno. Veste 1700 dipendenti. Non sa produzione che primo cotto, questa è una cosa che fa bisogno proprio. Allevamento, in questo caso, sono intensivi, ma necessitano. Sul restante 80 in poi siamo importanti. Modena, sti ricchini da Rosario, abbiamo in assoluto, mandiamo spezza di suino in Italia. Noi lo mandiamo in cada tempo. Provai voi, questo battore di poento, a calartiare su 100 poento, antor 1700 postos a immus. In questo modo noi dobbiamo usare, e lo creata la fiscalità, e l'azzudo di questo finanziamento per poter sviluppare porcilaie. Non deve mancare nulla in noi, non lo dobbiamo usare e mancare nulla, se vogliamo crescere. Poi l'agricoltura è talmente viva in altri settori, oltre che sul turismo. E viva l'istruzione, l'agricoltura ad sempre crea valore aggiunto l'istruzione, cioè è una cultura di vita. La produzione è una cultura di vita, sia agricola, sia di allevamento, sia ambientale, sia in qualsiasi campo noi la possiamo supporre. Così che è un valore aggiunto per l'istruzione. E o devo dettare istruzione, oltre che poi la buona parte del solare a sardo lo sa dato l'agricoltura. Non posso donare nulla di più, mi pare di essere proprio esordato. L'altra parte è la sanità. Poi te le pimbos produrre prodotti validi per che los esportare fuori. Un grande esportatore. Grazie al cavolo, ma in Sardegna poi non v'è nulla. Tanto creiamo per creare un mercato interno.
se no sul mercato nostro interno, cioè a consumo interno, il famoso gettito fiscale non veste. E questo ti crea tanto. Sì, un montone di patologie entrano da EVA. Noi se riuscendo a tenere a chilometri zero produzione nostra, noi teniamo un risparmio di sanità, questo è un ulteriore valore aggiunto. Ma da un'ala noi andiamo a guerrare e dobbiamo stare sul diritto alla sanità. Ma poi non guerriamo a tenere sul diritto di barrare sano rispetto a questo. Grazie. Voglio fare due domande, sento proprio Umberto Coppi, io sono un giornalista di Sedilo, sono stato anche in campagna e sono scappato via per questa ragione, perché dicevano loro che la qualità della vita in campagna è bassa, continua a essere bassa paradossalmente a prescindere dal reddito che cresce o dalla redditività. Come può un ragazzo accettare di fare una professione che non gli permette di un giorno di vacanza? Io ero angosciato da questa cosa. Un giorno di vacanza, la differenza tra il mercoledì e la domenica, e continua a essere così. Ma perché continua a essere? Non lo so, adesso infatti voglio porre domande anche a voi, che ognuno di noi si interroga. Io mi interrogo. La risposta è semplicissima. Non so se per il reddito, no, perché i ragazzi che stanno in campagna al mio paese hanno redditi assai più elevati e in età giovanile di altri sbandati, di altri laureati. Fai il tuo intervento, perché Sì. altrimenti non ci si capisce. Poi se vi avvicinate è interessante anche una discussione a tre. Sono domande che mi pongo e che pongo in relazione a fatti che conosco e a famiglie che conosco, e persone reali. Vi interrogherei, Renato, e voi, perché mi interrogo io stesso. Gavino Leda qualche tempo fa ha fatto un'intervista a un giornale, che non mi ricordo neanche qual era, molto provocatoria, come lui spesso, però siccome è anche genialoide, io ci sono stato attento, e lui dice: in Sardegna forse era legata a qualche episodio di violenza, perché spesso noi leghiamo le cose alla violenza dei nostri mondi, e dice: è la donna che deve andare in campagna. La svolta è lì, con la donna che va in campagna. Ha a che fare con la qualità della vita o no? Io so, molte donne sono in campagna, anche stando a casa e non andando né a mungere né a... tengono i conti, per esempio, perché spesso sono avanti da questo punto di vista, sono diplomato o laureato, anche a prescindere, sanno far di conto. Ma andarci in campagna, io ho riflettuto sul fatto che in Gallura c'è stata una svolta di civiltà quando la donna è andata a vivere in campagna col contadino e il pastore e l'allevatore. L'ha studiata un francese un secolo fa, Lelannou, questa trasformazione che non esiste nessuna, forse nel Sulcis, per esempio, come si chiama, Riadrogiu, c'è il signore di Durada che lo conoscerà, ma la Gallura è una civiltà che è rinata in un secolo, non si potrà riprodurre altrove. Venivano molti dalla Corsica e dalla Toscana che conoscevano già l'insediamento rurale, e tuttavia è un quesito interessante o no? Forse ci si difende meglio così dalle case che dice Roberto, che mi è piaciuto sia a Cagliari che oggi, è interessante. Infine, Roberto a un certo punto ha detto: noi facciamo tutti gli sforzi, mandiamo i nostri figli all'università. È davvero così? È ancora così? In una fase i pastori hanno mandato i figli all'università. Io penso che sia interessante. Erika, tu vieni dal mondo della ricerca, della sociologia, eccetera. È un'interessante ricerca da fare. Io non penso che i pastori stanno mandando i figli all'università, per una questione, un po' perché non ce la fanno, ma anche in questo caso non è solo questa la questione, è perché non è più un valore, perché anche l'università non dà garanzie quasi di nulla, per 1000 ragioni che sappiamo. Ma per cui anche solo avertelo sentito dire a me mi commuove francamente, perché penso che quella sia la svolta. Questo può togliere anche il residuo di rivendicazionismo che c'è nella categoria. Questo aspettarsi leggi che favoriscano, tendenzialmente
soldi, attenzione alle problematiche che la politica fa anche in fretta a sanare in quel modo. Fa più difficoltà a concepire politiche vere in cui si affronta la complessità dei vostri mondi. Un giorno vi racconto anche come è nata in Sardegna la parola pastoralismo, perché io ero una piccola commissione che Francesco Licheri, compaesano di Priamo, da ex sindaco di Ololai, presidente di provincia, ve la racconto brevemente, vado subito via, aveva il problema del parco del Gennargentu, strenuamente combattuto, ormai si erano rassegnati, lui voleva rilanciarlo, andò a parlare all'UNESCO con i vertici dell'UNESCO di allora, io li ho anche conosciuti, e gli disse che interesse, come può diventare patrimonio? Che c'ha questo Gennargentu di così importante? Ci sono centinaia di montagne più grandiose, spettacolari, e provano a fargli venire fuori qualche altro concetto, e viene fuori il pastoralismo, quasi suggerito da loro. Allora il presidente era un algerino, un intellettuale algerino, archeologo. E ecco, il pastoralismo è la vostra caratteristica. Lavorate su quello. E qualche cosa da legarci, venne fuori il canto a tenore. Io sono stato a questo pericolo che il pastoralismo aveva concepito come una cosa turistica. È grande, Priamo. Tienilo in considerazione, è un pericolo enorme. Vuol dire che ci metteranno a ballare il ballo sardo, accetteranno il pastore in quella dimensione lì, al resto pensano loro, cioè a fare quello che diceva Roberto. E basta, grazie. Prego, posso dare una risposta al signore? Sì. Ti prego. Siamo tra di noi, coraggio. Volevo rispondere al signore Caterina Sole. Non è vero che i pastori non mandano i figli all'università, anzi, molti pastori mandano i figli all'università con 1000 sacrifici. Esatto, con 1000 sacrifici. Io sono la figlia di un pastore che è andata all'università e ha deciso di non mollare gli studi, sono fuori corso, di non mollare gli studi, di continuare a studiare per dare più spazio allo studio e al lavoro insieme. Quindi studio e lavoro, perché faccio il pastore, sono un'imprenditrice agricola e orgogliosissima di di fare ciò che dico. E non so parlare in pubblico. Quindi sono la figlia di un pastore che è andato all'università e continua a frequentare l'università, nonostante le difficoltà che mi dia il mio lavoro. E non sono l'unica, ce ne sono come me tantissimi miei colleghi che si sono laureati in tempo, non si sono laureati in tempo e hanno l'opportunità anche di lavorare nelle proprie aziende e di continuare quel lavoro che è abbastanza presente, come abbiamo detto in vari casi, è presentissimo in Sardegna e ogni azienda lavora col turismo e senza il turismo. Io ho deciso di applicare nella mia azienda la funzione di multifunzionalità, quindi di avviare di continuare l'azienda di mio padre che è iniziata magari con gli ovini, ho ampliato diversi settori e sto andando anche nel settore del turismo. E tutto ciò è grazie anche all'università che mi ha ampliato diverse idee. Quindi, ripeto, i pastori mandano i figli all'università e non solo per andare via dalla Sardegna, anche solo per imparare a gestire un'azienda qua in Sardegna. E impareremo sì anche da quelle di fuori, ma torneremo sempre qua. Quindi, Vuoi intervenire? No. No, mi sembrava che stesse alzando la mano.
È dura intervenire dopo Priamo Cotto. Mi sarebbe piaciuto intervenire anche a me in sardo, però ho più difficoltà di lui. Michele Busso. Niente, mi volevo rifare al... Poi se non ci sono altri interventi, se ci sono altri interventi alzate la mano, altrimenti poi chiudiamo dopo di lui. Mi volevo rifare al discorso che ha fatto la signora, molto corretto riguardo all'università. Io faccio il veterinario, mio padre era pastore, mio nonno pastore, i miei antenati li sa più Priamo che vive in paese, io manco da un po', credo anche gli antenati prima di quelli, giusto Priamo. Niente, ho fatto la professione per tanti anni ormai, lavoro per l'agenzia Laore, chiuso, va bene. Comunque, per quanto riguarda principalmente la facoltà di veterinaria e agraria, parlo per vissuto, appunto in Sardegna, provengono principalmente dal mondo agropastorale, perché comunque sia il mondo agropastorale crea questo legame quasi indissolubile, difficile staccarsi, comunque sia. Io non ho più, noi non abbiamo più zootecnia, non facciamo più zootecnia anche se abbiamo l'azienda, perché nessuno è presente in campagna, eccetera. Però il nostro, diciamo, supporto alle aziende è sempre stato molto sentito, perché crediamo nei pastori, nell'agricoltura, crediamo in un'agricoltura diversa principalmente, naturalmente. Io credo nell'agricoltura, nella presenza in Sardegna di un'isola nell'isola, cioè bisogna distinguere ormai due tipi di zootecnia, oltre di agricoltura. Una ancora intensiva, ma ce la possiamo permettere in pochissimi territori con pochissime aziende. L'agricoltura dovrebbe tornare alla zootecnia principalmente estensiva, di qualità, che si lega molto bene anche al benessere animale, che è il mio pane quotidiano. Il benessere animale è molto complesso. Il Signore parlava del benessere dell'ATS, dei veterinari pubblici. Sono tipi di benessere, diciamo, diversi. Fondamentalmente comunque il benessere è il concetto che se un animale sta bene produce di più, si ammala di meno, e in questo momento per esempio non usiamo o usiamo poco antibiotico. È il prodotto più sano. È il prodotto più sano, bravissimo, e soprattutto il prodotto è più spendibile, diverso. Cioè il concetto della zootecnia in Sardegna non deve essere principalmente intensivo, perché noi non siamo competitivi, è inutile che noi non possiamo essere competitivi con latte che fanno in altre nazioni, con ben altre risorse, eccetera. Il prodotto che viene fatto da una zootecnia intensiva è uguale in tutto il mondo. Il maiale che viene allevato e venduto in Olanda è uguale ai nostri allevamenti intensivi qua. Mangiano esattamente le stesse cose. Gli alimentaristi che circolano nelle aziende in tutto il mondo hanno un programmino, è sempre uguale. 10 grammi di questo, 50 di questo. Il prodotto è sempre uguale. A meno che non mi si voglia dire che il maiale allevato intensivo qua, grazie all'aria sarda, è più buono, non esiste. Quindi puntare su un'agricoltura estensiva, una zootecnia estensiva, è assolutamente, io credo, il nostro futuro. Non possiamo prescindere da questo tipo di allevamento, io credo. Ci sono grandi possibilità anche di mercato, nel senso che il consumatore è molto attirato. Io ricordo cosa disse il professor De Castro, che è un professore che è stato a Sassari all'Università di Agraria, era uno dei... È stato commissario europeo all'agricoltura. Esatto. E gli chiese qual è la ragione di questa PAC, di questa politica agricola comunitaria, l'ultima che avevano fatto qualche anno fa. E dice, è la risposta di non so quanti milioni di europei alla domanda di tot milioni di consumatori europei. Cioè, quello che noi dobbiamo fare è produrre un prodotto che il consumatore ci chiede. Il consumatore ci chiede un prodotto più sano, è scontato. Noi a livello italiano abbiamo un sistema di controllo che non ha nessuno al mondo, quindi è sano, ma al consumatore non basta più. Il consumatore vuole sapere anche che questo prodotto è stato fatto con un certo livello di benessere, e questo livello di benessere con un allevamento estensivo è fattibilissimo, molto più difficile con un allevamento intensivo. Quindi posso chiedere, sì, essendo veterinario,
Ma c'è possibilità di studiare un sistema di allevamento, chiamiamolo intensivo, anche se ormai questa parola forse viene usata impropriamente, no? Però voglio dire, c'è un modo di allevare, quindi cercando di automatizzare un po' le attività, meccanizzarle, eccetera, anche in stalla, con determinati tipi di stalle, di ovili, di corsie di alimentazione che strutturalmente sono improntate su un modello di benessere, ossia io penso a spazi pro capite, penso a sistemi di areazione, penso a modelli di gestione di lettiera. Ecco, quindi intensivo, ma forse probabilmente confinato all'interno, con magari parti della giornata dove si può anche pensare a un pascolamento, con entrate e uscite. Ecco, si può pensare, perché a questo punto se si potesse pensare a questo sistema, allora potremmo ragionare anche su numeri più ampi e forse più su un sistema di meccanizzazione un po' più spinto. Se io le mie pecore le alimento con un carro Unifield, per esempio, va bene, cioè sono dentro la stalla, sono chiuse, non sono al pascolo, cioè non si alimentano solo al pascolo. Io passo col mio carro Unifield, preparo una razione, magari che arriva dai miei stessi campi, quella reazione per buona parte, no? Sì. E distribuisco gli alimenti, quelli che voglio io, come voglio io, nelle quantità che voglio io. Gli standard di Si può benessere fare. sono rigidissimi, ci sono già. Entra il discorso che faceva lei, cioè questo modello. Assolutamente sì. Ecco, no, perché allora quando, sa perché glielo dico? Perché quando lei dice modello di allevamento intensivo, adesso qui siamo tutti del mestiere, lo capiamo, Sì. ma sa quanta gente non lo capisce? Cioè quando lei dice modello di allevamento intensivo, pensano al diavolo e all'inferno. No. Guardi, molta gente non capisce Allora, il concetto. Gli allevatori da quel punto di vista io li vedo preparati. Gli allevatori? No, certo. No, io parlo del consumatore. Ah, del consumatore. Ma sono quelli che poi determinano il Ma mercato. allora, l'allevamento intensivo è comunque un allevamento al chiuso, lo dice la parola stessa, diciamo, confinato. Il consumatore non vuole più questo animale così, la stragrande maggioranza. Le faccio un esempio semplicissimo. Le uova che troviamo al supermercato. In poco tempo il consumatore ha decretato, c'era già una normativa europea che diceva da tale giorno, non ricordo quando era, non è più possibile produrre uova da... Ecco, sono scomparsi nei consumatori circa un anno prima che la legge lo imponesse, perché non le comprava più nessuno. È chiaro? Quindi è questo il concetto che noi... Il consumatore vuole certe cose e noi... Il consumatore vuole certe cose e noi gliele dobbiamo dare, ma soprattutto io sono sicuro in Sardegna noi possiamo dargliele. Possiamo dargliele. Molto chiaro. Deve essere aggravato a legare un meteo a tua, ma Se non so posso aggiungere, il mondo della ricerca ci offre enormi spunti da questo punto di vista e quando ho detto che esistono diversi concetti di qualità, dicevo quello, cioè l'allevamento estensivo determina, come ci dicono appunto diversi filoni di ricerca, dei risultati eccezionali sul prodotto finale, sia latte che carne. Risultati eccezionali che si trasferiscono all'uomo e che non possono arrivare agli stessi, non si può arrivare a quegli stessi livelli qualitativi passando per un sistema di altro tipo. Parliamo, no? Nel mondo lattiero-caseario parliamo di qualità circoscrivendo determinati parametri. Si può andare oltre, non è solo grasso, proteine, carica batterica e cellule somatiche, c'è ben altro, come ci sta dicendo la ricerca, e quel ben altro non può essere aggiunto banalmente nel mangime, nella razione, non è sufficiente. Io sto parlando di diversi filoni di ricerca, quindi ci sono grosse innovazioni che sono state portate avanti, c'è un mondo che non è d'accordo, mi permetto invece di confermare che i risultati ci sono e lascerei certamente parlare più un tecnico che me, ma non sono qui per questo. Un altro spunto insomma, che viene dall'intervento di Priamo, di fatto
Abbiamo parlato dunque della necessità di affermare un concetto che è quello della sovranità alimentare. Dobbiamo tornare a produrre in campagna decidendo che cosa produrre, quanto produrre e per chi produrre. E questo è un concetto fondamentale. Appunto lui diceva non possiamo importare la maggior parte delle derrate alimentari che... 86% della carne maiale che 86%, però in generale si calcola un 70% di importazione sul fabbisogno regionale e dobbiamo appunto chiederci perché a vantaggio ovviamente dei produttori e dei consumatori. Parlo in piedi così sarò anche più breve. Sono le 8:05, è stata una bellissima riunione, anche un po' strana, iniziata dopo le 6 perché prima di venire qui avevate da terminare il lavoro in campagna, è il periodo dei parti, insomma, e avete chiesto di farla tardi. Ed è interessante, ho detto, ma cosa facciamo? La facciamo sabato o domenica? Per noi sabato e domenica è la stessa cosa, perché in effetti per rispondere a chi ha detto che sarebbe necessario anche avere la disponibilità del fine settimana in campagna, e ha ragione, per incentivare i giovani, per fare in modo che anche questo possa diventare un lavoro quasi normale in futuro. Va bene, detto questo, ci sono stati degli interventi veramente interessanti, interessantissimi, pieni che aprono spunti, orizzonti e così via. Io mi sono occupato diversi anni fa ormai di questo settore, mi aveva appassionato moltissimo perché alla fine è uno dei settori che crea maggiore occupazione in Sardegna. Oggi abbiamo detto 12.000 aziende, vuol dire 12.000 famiglie probabilmente, poi c'è tutto quello che ci sta attorno, i trasportatori, i produttori di mangimi, di alimenti, il mondo della trasformazione, della commercializzazione. È un settore enorme, se non per fatturati sicuramente per quantità di occupati e anche per quantità per occupati che maggiormente svolgono il loro lavoro in una parte della Sardegna dove non ci sono le grandi ciminiere, non ci sono nemmeno spiagge, mare, non ci sono gli assessorati regionali, insomma una parte di Sardegna per il quale questo settore è particolarmente importante, quindi è al centro di tutta una serie di considerazioni come lo spopolamento e tante altre cose. E tutto si tiene, tutto si lega. Qualche giorno fa inizierei il mio intervento partendo da questo proprio. Qualche giorno fa ero a Tiana, un piccolo paese, al centro di attività importanti, soprattutto nel mondo della forestazione. Noi siamo stati abituati in Sardegna a considerare le attività forestali come quasi un modo con il quale la regione faceva un po' di assistenza nei paesi dell'interno con i cantieri forestali. Cantieri forestali era considerato, bisogna dirlo, soprattutto da chi ci viveva lontano, come una semplice forma di assistenzialismo. Oggi però ci rendiamo conto che questa Sardegna, depauperata nel passato dal patrimonio forestale, questa Sardegna desertificata anche nel passato per un uso o un abuso della risorsa del legno, in tanti anni, in qualche decennio di attività, alla fine oggi abbiamo un patrimonio di oltre 250.000 ettari di foresta gestiti dall'ente Foreste o Forestas come si chiama oggi. 250.000 ettari che rappresentano il secondo patrimonio forestale italiano e quindi una grandissima risorsa per un tema che oggi è diventato di fondamentale importanza, la cattura del CO2, la tutela della qualità ambientale, la difesa verso i cambiamenti climatici e quindi cambiamenti climatici vuol dire anche i danni
di questa meteorologia diventata così imprevedibile e così disastrosa qualche volta. La tutela dalla desertificazione, la tutela i danni per il mancato assetto idrogeologico e così via. Quindi quello che sembrava assistenzialismo, una grande opera, un grande investimento nella qualità ambientale. In Sardegna in realtà, se si considera il patrimonio forestale propriamente detto, ma anche i terreni dedicati a pascolo arborato, un po' foresta, un po' bonificata, un po' pascolo, i 250.000 diventano 1.200.000 ettari. Anch'essi un grande patrimonio ambientale, un grande patrimonio non riconosciuto di cattura del CO2, tutela della qualità dell'aria, tutela della qualità dell'ambiente, tutela rispetto ai cambiamenti climatici, ai danni e così via. Non riconosciuto, non apprezzato, non compreso da chi vive lontano dalle campagne, lontano dalle foreste e così via. Quindi la prima cosa che secondo me va riconosciuta e va messa al centro. Non si sta facendo assistenzialismo quando parliamo di lavori nelle foreste e non si sta facendo assistenzialismo quando parliamo di attenzione, di sostegno a un'altra attività importante dal punto di vista produttivo, dal punto di vista del cibo, dal punto di vista poi della trasformazione industriale, ma anche dal punto di vista della tutela della qualità ambientale della nostra regione. La cattura del CO2 non è solamente nelle aree dedicate a foreste, ma è anche in quella grandissima quantità di aree dedicate all'attività appunto pastorale. Questo grande patrimonio di pascoli, arborati, macchia mediterranea, alberi e prati, che i tecnici me lo insegneranno, nei primi centimetri, 30-40 centimetri, sono quasi un deposito proprio della CO2 e quindi a tutela delle cose che stiamo cercando di ricordare. Quindi un riconoscimento, quasi un cambio di paradigma. Noi oggi per vivere abbiamo bisogno di aria pulita, abbiamo bisogno di contrastare il CO2 che c'è nell'aria, abbiamo bisogno di contrastare tutto questo che ormai è risaputo, mettono addirittura a rischio la sopravvivenza del pianeta. Quindi un cambio di paradigma che riconosca il valore di questo tipo di attività, che non è ancora un valore mercantile, diciamo, non è una cosa che si compra e si vende al supermercato, ma ha un valore enorme che passa comunque sopra di noi, perché le attività industriali oggi, per essere tenute in vita o per continuare a produrre e a immettere CO2, devono comprare i certificati bianchi a carissimo prezzo e li vanno a comprare magari impiantando foreste nel Brasile o in Sud America, o li vanno a comprare a carissimo prezzo sulla base di attività che riducano l'emissione di CO2. Insomma, c'è un prezzo per la qualità ambientale, c'è un prezzo per la cattura del CO2, c'è un prezzo che però non è riconosciuto nell'attività che voi fate e nell'attività che è fatta da società come Ente Foreste. Quindi c'è proprio un paradigma che va approfondito, che va riconosciuto, e se una società come la Saras, per citarne una, spende comunque 300 milioni di euro all'anno in certificati bianchi o comunque in attività che servono a compensare il fatto che loro nell'attività della raffineria emettono CO2 nell'aria. Questi 300 milioni all'anno in qualche maniera possono essere compensati anche da attività ambientali che voi fate in giro per la Sardegna. Questa quindi è una prima cosa che va messa in campo, che va
che è ora di portare nelle discussioni sia a livello nazionale che a livello europeo. Perché è inutile che piantiamo un altro pezzo di foresta in Brasile se poi noi desertifichiamo invece le nostre foreste o i nostri terreni. Quindi c'è qualcosa nelle politiche che hanno attivato questi meccanismi che sono sbagliate e che devono essere riconsiderate. E c'è un lavoro da fare proprio su questi temi. Abbiamo parlato di filiere, orizzontale e verticale. Io me ne sono occupato nel passato perché tutti abbiamo chiaro che c'è una distorsione, un eccesso di potere in mano a chi raccoglie il latte per poi trasformarlo e vendere il formaggio. C'è un eccesso di potere in quelle mani rispetto quasi all'accettazione di quel potere o a quello che subiscono i produttori della materia prima. D'altronde è facile. Quanti sono a raccogliere il latte? 10, 15, 20? Non lo saprei, insomma, pochi a raccogliere il latte e ci sono 12.000 aziende che lo offrono. È chiaro che c'è una disparità, no? Se non monopolista, almeno oligopolista la raccolta del latte, e poi 12.000 aziende che non si mettono d'accordo, che comunque prese una per una, ognuno ha una sua difficoltà, ognuno ha un suo legame, ognuno ha una sua debolezza. È chiaro che è facile capire in che modo poi si va a finire nella definizione del prezzo del latte. Ed è un problema che non si è mai risolto. Oggi è, diciamo, un po' messo sotto traccia dal fatto che comunque il mercato per un qualche motivo in questi mesi, in questo ultimo periodo, sta definendo un prezzo molto alto, ma sappiamo che forse non è per sempre, non è stabile, quindi oggi è il tempo di preoccuparci per quello che succederà dopo. Ed è il tempo, c'è un po' di respiro per organizzare le cose. Quindi pochi raccoglitori del latte, 12.000 aziende, come si fa a mettersi d'accordo? Se non c'è un meccanismo di filiera, e cioè il prezzo del prodotto, il prezzo del latte, non è definito dalla tua volontà di oggi o dalla tua benevolenza o da quello che decidete voi. Deve essere deciso sulla base di un meccanismo che possa accontentare tutti e che premi tutti quanti in ugual misura. Premia il trasformatore per il suo lavoro, ma allo stesso modo deve premiare il produttore. E se c'è un prezzo del prodotto finito alto, quel prezzo deve essere scaricato e quel maggior profitto deve essere scaricato verso il basso fino al produttore. E se il prezzo invece diminuisce del formaggio, se diminuisce il prezzo del formaggio, magari anche perché l'attività di marketing non è stata sufficiente, perché non si è riusciti a vendere come si sarebbe dovuto, non è che la diminuzione del prezzo e la diminuzione del margine deve essere scaricata tutta sul prezzo del latte, deve essere ripartita in parti uguali. Cioè siamo tutti nella stessa filiera, siamo tutti nella stessa barca. Quando c'è da guadagnare, guadagniamo tutti bene, non uno più dell'altro, e quando c'è da soffrire, eventualmente tiriamo la cinghia un po' tutti, non solamente scaricato sul produttore del latte, e là in alto invece i margini devono essere sempre assicurati. In Francia c'è un esempio che avevamo cercato di portare in Sardegna, il cosiddetto modello Roquefort, no? Lì è più facile, c'è pochissimi tipi di formaggio, se non uno, hanno calcolato bene quali sono i costi di trasformazione e quindi il valore del latte, e sulla base di questi costi di trasformazione i costi in tutta la filiera, no? Dalla produzione alla raccolta, il trasporto, la trasformazione, il marketing, ogni pezzo di questa filiera produttiva ha un suo
ha una sua parte di valore rispetto al prodotto finito che poi vediamo nel supermercato. E qualunque sia il prezzo, ognuno ha la sua parte, perché è calcolata in maniera adeguata. Ora, questo modello Roquefort siamo stati quasi al punto da firmarlo e accettarlo in Sardegna. Ci sono stati quasi dei preliminari firmati da tutti i trasformatori, dalle organizzazioni agricole e così via. Alla fine non si è riuscito a firmarlo in maniera definitiva per un intervento addirittura dell'Assolatte nazionale che venne in Sardegna a bloccare questo intervento. Però non si è riusciti allora. Credo che quel lavoro lì vada ripreso, e vada ripreso perché oggi forse anche gli industriali più di allora sentono che siamo tutti sulla stessa barca e che non ci può essere un settore industriale se continua a schiacciare, a non remunerare o a non lavorare in partnership con chi produce il latte. Quindi qualche anno fa è stato ripreso, l'ha citato Roberto Congia, è stato istituito un tavolo, Oilos, dove si dovrebbero incontrare i trasformatori e i produttori. I trasformatori sia delle cooperative che i trasformatori privati e i produttori con le loro diverse organizzazioni. Anche È un punto di... adesso. Come? Anche singoli produttori possono iscriversi, costa 100 euro. Con le diverse organizzazioni, piccole o grandi che siano, tutti i portatori di interesse. È lì definire quanti litri di latte servono, quanti litri di latte possono essere trasformati e venduti. Lì definire appunto i contratti in maniera che chi lavora sappia che il suo prodotto sarà remunerato nel migliore dei modi possibile perché sarà trasformato secondo le esigenze del mercato. Quindi la prima cosa, rimettere in campo Oilos, che comunque è stata una conquista, Oilos che comunque ha fatto adesso in maniera indipendente le ricerche sui costi di trasformazione e quindi a debito dei diversi costi nell'intera filiera. E lì creare finalmente una partnership, un riconoscimento che si deve lavorare insieme, da chi lavora in campagna fino a chi invece gestisce i caseifici, produce e si impegna a vendere. Poi un altro tema importantissimo è in questa parte, in questo segmento del mondo agropastorale, in questo segmento, noi che cosa possiamo fare? Possiamo competere con altre aree di questo pianeta dove si produce in maniera intensiva, intensivissima, grandissime quantità, o forse ci dobbiamo concentrare su un modello diverso di produzione? Dobbiamo seguire modelli esterni o forse dobbiamo riuscire a valorizzare meglio i nostri modelli produttivi? È stato detto, Arborea è un'isola felice. Beh, sono bravi nel marketing e noi siamo tutti felici che facciano il loro lavoro e speriamo che si conservi e possa ulteriormente migliorare. Però effettivamente è un errore che non siamo riusciti ancora a dire l'isola felice del settore ovicaprino. Questa è davvero un'isola felice perché gli animali sono felici, non sono chiusi in stalla tutto il giorno, non mangiano in maniera meccanica, non sono uno sopra l'altro, non sono sfruttati al massimo fino a vivere pochissimo tempo, hanno davanti ai loro occhi, al loro sguardo prati, erba, si muovono, vivono bene. È chiaro che persino il fattore psicologico contribuisce al miglioramento della carne e del latte. Lì dentro è il benessere animale, non solo il fatto che sono ricoverati o che mangiano le giuste porzioni calcolate col bilancino.
lo star bene, vivere il più possibile in maniera naturale, certamente li fa star bene, fa produrre latte buono, fa produrre carne buona. Infatti ci sono studi avanzati, importantissimi, no? Sul poco colesterolo, ci sono proprio sulla qualità di questo latte che ha degli altissimi livelli di digeribilità e di alimentazione sana. Quindi questo va, oltre che promuovere il pecorino, il fiore sardo, i diversi tipi di formaggio, promuovere innanzitutto l'isola felice dell'ovicaprino, perché effettivamente questo ci viene riconosciuto. È una delle regioni al mondo poche regioni al mondo dove si pratica questo tipo di allevamento in maniera così estensiva dei terreni e con una possibilità così ottimale di vita per gli animali. Avete detto, quindi, se questa è la cosa, è stato dibattuto, in che direzione vogliamo andare? Vogliamo andare, è posto che questo è un settore che deve rimanere in Sardegna, non deve fare la fine di politiche europee anche sbagliate, come è stata quella per la barbabietola da zucchero, dove si è deciso che sotto un certo meridiano non si sarebbe più potuta far crescere la barbabietola, solamente nelle regioni del nord, e quindi lo zuccherificio ha chiuso in Sardegna, come ha chiuso in tutta Italia, come ha chiuso in Spagna, come ha chiuso in tutte le regioni del mezzogiorno d'Europa. Quindi non può chiudere e non deve chiudere, e non c'è ragione che debba chiudere. Anzi, come possiamo fare per fare in modo che non sia un'occupazione residuale, per fare in modo che molti giovani, come quelli che abbiamo visto, possano, sia maschi che femmine, molti giovani possono entrare con maggior fiducia in questo tipo di aziende. Abbiamo detto che bisogna la scelta tra intensivo, cioè chiusi dentro per massimizzare la produzione, se non basta, anziché 100 pecore 200, poi 500, poi 1000, se non basterà sempre più grandi, 2000, quel modello lì non è il nostro modello è un modello estensivo, con aziende anche non così grandi, seppure moderne. Tra parentesi, siamo credo la regione che ha più mungitrici elettriche, forse ne abbiamo comprate persino troppe, no? Quindi qualche volta la meccanizzazione è stata persino esagerata e controproducente per i costi che si sono portati dentro le aziende. Qualche volta i venditori di attrezzature sono fin troppo bravi. Quindi aziende nella misura giusta, moderne, con le attrezzature giuste, capaci di migliorare la qualità del lavoro, fare in modo che sia un lavoro possibile, insomma, senza la fatica eccessiva del passato. E se possibile capaci anche di essere talmente remunerativo che possa permettere anche le vacanze, i riposi settimanali e così via. Però quel tipo di allevamento, quindi estensivo, legato alla qualità, legato al benessere animale, legato alla multifunzionalità, come è stato detto, quindi c'è la produzione, c'è la tutela dell'ambiente, c'è l'accoglienza, il turismo e, come ho detto, vorrei che fosse riconosciuto anche l'impatto ambientale, l'impatto sulla cattura del CO2, l'impatto sulla qualità dell'aria, l'impatto proprio sulla tutela del pianeta che questo tipo di attività garantiscono. Perché questo è il valore di oggi, di questi tempi, ancora di più molto di più rispetto a 10 anni fa o a 20 anni fa. In tutto questo
le politiche della Regione Sardegna nel passato o fino adesso non è che non abbiano riguardato anche le attività del settore pastorale, però sono sempre state viste come assistenzialismo, come emergenziali, come episodiche, sempre come dei tappabuchi più che politiche di lungo periodo, politiche legate a una strategia condivisa tra tutti i portatori di interesse. Per questo è strano che effettivamente non ci sia ancora una legge su questo settore specifico, non ci sia una legge sul pastoralismo. E quindi credo che sia il tempo davvero di organizzare, per fare in modo che le politiche regionali siano più efficaci, siano più produttrici di risultati. Occorre che non siano episodiche, occorre che non siano dovute alla necessità del momento, occorre che non siano semplicemente legate a un'amministrazione invece che un'altra. Occorre che ci sia una visione generale, una strategia generale e che questa sia contenuta in una legge. Allora rimane da un'amministrazione all'altra, rimane da 5 anni ai 5 anni successivi e crea risultati. E non deve essere vista come ecco che vogliono una legge per avere altri soldi. No, vogliono una legge per organizzare, per ordinare, per chiarire i diversi pilastri, diciamo, di questo settore e per vedere riconosciute tutte queste qualità e questi valori di cui abbiamo parlato oggi, ed è il caso naturalmente di continuare a parlarne. Per terminare, abbiamo parlato delle filiere verticali, ma avete introdotto giustamente un tema importantissimo, quello delle filiere orizzontali. Poi sembrano due mondi diversi, no? Ci sono gli agricoltori da una parte e gli allevatori da un'altra, come nella letteratura del passato, sempre agricoltori contro pastori. Ma i pastori danno da mangiare agli animali e danno da mangiare agli animali dei prodotti che qualcun altro produce da qualche altra parte e devono dare da mangiare prodotti che qualcuno produce chissà dove, che di qualità chissà come, o possono dare da mangiare incentivati, organizzati, soprattutto prodotti che vengono coltivati e prodotti dagli agricoltori della Sardegna. E quindi perché non incentivare, anziché dividere, perché non incentivare queste relazioni, fare in modo che si lavori insieme e che gli alimenti possono essere migliori perché vicini e perché ben conosciuti e magari anche con dei prezzi meno erratici e legati a chissà quali fenomeni di mercato, perché guarda caso cresce il prezzo del latte e raddoppia il prezzo del mangime. C'è qualcuno che forse sta facendo il furbo, non è che siccome aumenta il prezzo del formaggio deve aumentare il prezzo del mangime. O addirittura aumentare in maniera più considerevole. Quindi questo tema delle filiere orizzontali e dell'aiutarsi a vicenda è sicuramente importante. Termino parlando della burocrazia e del modo con cui male interpretiamo a volte le norme europee, perché è strano che se uno vuol produrre e vendere un po' di formaggio nella sua azienda, se lo vuole produrre e vendere a chi viene a visitare un'azienda, quasi deve fare necessariamente un mini caseificio. No? Questo in Sardegna, magari se vai in una regione spagnola non è la stessa cosa. Fai il formaggio, fai la salsiccia, trasformi la carne e lo fai in maniera sana, pulita, eccetera, ma senza una quantità enorme di investimenti che poi rendono quelle attività impossibili. Quindi un'attività di andare a caccia di tutte le semplificazioni possibili, di andare a vedere le esperienze più semplici, non le esperienze più complicate, e trasferirle in Sardegna. Un'attività che ricordi anche ai funzionari regionali che i pastori o gli agricoltori non sono il loro nemico, sono il motivo per cui loro stanno lavorando.
E se non ci sono più loro, non ci saranno più nemmeno i funzionari regionali. E quindi devono andarli ad aiutare, a proteggerli, perché quando vanno ad aiutarli a proteggerli stanno proteggendo il loro stesso lavoro. E quindi siamo un'unica comunità e dobbiamo ancora andare a caccia di tutte le occasioni di semplificazione, di sburocratizzazione, di facilitazione e fare in modo che torniamo ad essere non degli enti di burocrazia, ma degli enti soprattutto di tutela, di assistenza tecnica, di vicinanza, di sostegno all'attività in campagna. Dobbiamo guardare con molta attenzione se usiamo gli strumenti di oggi, se anche le tecnologie, l'informatizzazione, i sistemi digitali li stiamo usando per creare maggior burocrazia e maggior complicazione o se li stiamo usando per quello che devono essere, per facilitare. Insomma. Tutto questo deve essere al centro delle politiche per questo settore in futuro e per quello che potrò fare sicuramente continueremo a parlarci, a collaborare e fare in modo che questo settore finalmente possa essere portato nella modernità, questo settore che è forse quello che più di qualunque altro settore ha dato da campare a chi ha vissuto nei millenni in questo paese, possa darlo anche con maggior facilità, con maggior sicurezza, con altrettanto orgoglio per la qualità del saper fare, possa darlo anche in futuro. E quindi continueremo a parlarci e fare in modo che possiate guardare con maggior sicurezza, con maggior certezza al futuro di questo settore. Guardare al futuro di questo settore significa guardare al futuro dell'intera regione, dell'intera Sardegna, significa guardare al futuro dei paesi, al futuro della possibilità di continuare a mettere su famiglie, a incentivare le nascite, contrastare lo spopolamento non solo dei paesi ma dell'intera Sardegna. Quindi grazie di tutto. Abbiamo terminato. Grazie, Ciao, grazie.